Eccoci in diretta. Allora, scusa, non dovresti mandare la sigla e poi me, eh? Allora, eccoci in diretta, scusate. Allora, sono cambiate un po' di cose da prima della nostra pubblicità, ovvero sono state scrutinate un paio di nuove sezioni e addirittura l'Ozza Testino ha dato i primi dati. Quindi abbiamo i primi dati dalla provincia, primi dati ufficiali. Nel frattempo, appunto, a Padova continuano a moltiplicarsi le sezioni che sono state scrutinate. Andiamo subito a vedere la 106 che è appena pervenuta, 393 le schede valide, 169 voti a Massimo Bitonci, quindi il 43%, segue Sergio Giordani a 143, 36 e 39, Arturo Lorenzoni si ferma a 36 schede con il 9 e 16, 28 schede per Simone Borile, 15 per Salvatore Luigi Sposato, Rocco Bordin 2 e chiude Meridi con 0 schede. Eccoci in studio. Questi sono per ora i dati. Allora andiamo all'Ozza Testino perché appunto come stavo dicendo prima, ci sono i primi dati dalla provincia, dall'Ozza Testino, dove sta vincendo Ruffin con la lista civica continuità e rinnovamento con 287 voti, 57 e 51%. A seguire la candidata Fontana, sempre una lista civica, il nostro domani è, con 168 voti, 33 e 66%. Terzo Peruffo Simone con l'Orzo riparte da te, 44 voti, 8 e 81%. Sezioni scrutinate 1 su 4 con gli elettori che sono 2922. Ecco, questi intanto per il momento i dati di Lozzo Testino. Non ci sono altri comuni che per ora stanno dando informazioni e andiamo avanti, quindi torniamo su Padova, la battaglia principale, la piazza principale. Un attimo perché me la sono persa, perché è principale poi me la perdo pure. Allora, a parte le due sezioni di Lorenzoni, sono tutte verdi le altre sezioni. Andiamo alla sezione 14, 489 i voti. La percentuale di voti è 188 per Massimo Bitonci, 38,45, seguito da Arturo Lorenzoni con 149, quindi quasi un distacco di 40 voti, sì. A seguire Sergio Giordani con 115, Luigi Sposato con 20, Simone Borile 13, Meridi 2, Bordin 2. Ecco, sicuramente fuori dalla sfida Sposato, Borile, Meridi e Bordin, perché non hanno una media alta. Rimangono Arturo Lorenzoni, per il momento è sul chi va là, e Sergio Giordani. Insomma, gli exit poll sono stati confermati perché era questa la tendenza. Adesso andiamo anche ad Abano perché stiamo seguendo anche la battaglia di Abano. Si era interrotta la diretta su YouTube, mi pare, sì. Scusate per il malfunzionamento. Nel frattempo l'hanno visto tutti su Sufficient Channel Prime, quindi è giusto che lo rimando in onda il servizio su Sabrina Talarico. Ecco, adesso lo mandiamo in onda. Qual è la sua idea di Abano Terme? La mia e la nostra idea di Abano Terme è quella di una città che ritorna ad essere prima destinazione turistico-termale d'Europa, posto B, benessere e bellezza, dove si sta bene, dove i cittadini vivono bene e dove i turisti vogliono arrivare. E dunque è una città che può rilanciarsi perché ne ha le potenzialità proprio nel panorama, diciamo, turistico, e naturalmente
una grande ricaduta sul piano economico e sul piano sociale della vita dei cittadini. È stata una grande campagna elettorale quella di Sabrina Talarico. Il primo grande evento organizzato dalla sua civica si è tenuto in febbraio. 142 persone divise in tavoli tematici hanno dato vita agli stati generali. Da lì, giorno dopo giorno, si sono unite sempre più persone sino a presentare 4 liste a lei collegate. All'interno troviamo specialisti, volti noti e semplici cittadini. Direi che per noi sono pari merito, nel senso che il turismo, come la cultura, come lo sport, come la sicurezza, sono temi che, se portati avanti insieme, poi trascinano tutti gli altri, perché occuparsi di questi 4 temi sul territorio significa far ripartire l'economia, quindi far ripartire il commercio, fare ripartire l'indotto, fare ripartire anche la socialità e anche i servizi sociali, perché più si fa appunto ripartire il turismo e lo sport, e poi intendiamo, diremo cosa intendiamo, più la società ritorna a quella benessere che non è solo economico ma è anche psicofisico, perché è tutto legato, no? Sappiamo che le cose sono tutte legate, e quindi a questo noi vorremmo ritornare. Il turismo sicuramente è il tema principale